Ballottaggio Sandona di Piave tra il sindaco PD uscente Andrea Cereseri, il più votato al primo turno con oltre il 43%, e la leghista Francesca Pilla che ha superato il 36%. Lega contro PD anche a Martellago, dove la ricandidata sindaca Dem Monica Barbiero insegue col 34% Andrea Saccarola, vincitore al primo turno con il 40%. Plebiscito a Pianiga per Federico Calzavargia, vice sindaco dell'amministrazione uscente, il lavoro dei due omonimi di centrodestra premiato del 68%. A San Stino di Livenza rinnovato per altri 5 anni il mandato al sindaco PD Matteo Cappelletto, con un centrodestra diviso per lui il 40% è sufficiente. Oltre 1000 in corteo contro la trasformazione di Venezia in parco giochi ed il sindaco Brugnaro attacca pochi è venuti da fuori, andiamo avanti con le nostre idee. Al termine di una grande stagione pur conclusa nell'amarezza, mister Pippo Inzaghi dice addio a Venezia, dai tifosi un affetto incredibile, il mio cuore resta qui. Gara di solidarietà per aiutare Massimiliano, un giovane molto conosciuto a Milano che passa le sue giornate suonando e cantando in centro. Gli rubano la chitarra, i milanesi gliela ricomprano. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri notiziari. In primo piano un'ampia pagina anche in questa edizione dedicata ai risultati delle elezioni amministrative. Cominciamo da Sandona di Piave, dove si tornerà al voto tra 2 settimane per scegliere tra Lega e PD. Vediamo. Ballottaggio a Sandona di Piave tra il sindaco PD uscente Andrea Cereseri, il più votato al primo turno con oltre il 43% dei consensi, e la candidata di Lega e Fratelli d'Italia Francesca Pilla, che ha superato il 36%, vincendo il derby interno al centrodestra contro Oliviero Leo, sostenuto da Forza Italia e fermatosi al 12%. Quello che noi abbiamo fatto finora come percorso lineare, serio, di incontri con la popolazione, oggi ci ha premiato. Avere 4 liste a nostro sostegno e 11 che corrono per altri sicuramente ha portato anche a questo tipo di risultato. Adesso la scelta sarà tra 2 persone, confido che l'onestà intellettuale possa avere la prevalenza. Nelle prossime 2 settimane, annuncia Cereseri, staremo tra la gente per continuare a raccontare il nostro progetto e convincerla a darci fiducia. Il primo messaggio lo vedete alle mie spalle, sono al mercato, come ho fatto in questi 5 anni, ho incontrato le persone, i cittadini, ho spiegato quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, che cosa sta accadendo nella città, opportunità ce ne sono e tante, come è stato fatto in questi 5 anni continueremo anche nei prossimi giorni. Francesca Pilla si trova dunque all'inseguimento, ma la situazione potrebbe rovesciarsi in caso di apparentamento con Leo. Se il resto del centrodestra ci avesse dato una mano, non ci avesse ostacolato, probabilmente avremmo vinto al primo colpo, come si suol dire. Siamo pronti a dialogare con tutti, scandisce Pilla, un messaggio rivolto innanzitutto a Forza Italia, ma che strizza l'occhio anche al candidato grillino Angelo Parrotta, votato dal 6% dei sandonatesi. Teniamo le porte aperte a tutti, come sempre abbiamo fatto in questi mesi pre-campagna elettorale. Abbiamo sempre dato la disponibilità, poi a un certo punto la corda si era un po' troppo tirata e quindi abbiamo dovuto, torto collo, decidere di andare da soli, ma quando e se ci saranno condivisioni del programma e quando e se ci saranno degli accordi, come dire, programmatici sul bene della città, assolutamente nessun ostacolo a questo. Il ballottaggio centrodestra, centrosinistra anche a Martellago è finito con 6 punti percentuali di distacco, il primo round delle amministrative che tra 15 giorni vedranno di fronte Andrea Saccarola e la sindaca uscente Monica Barbiero. A Martellago la sfida per la carica di primo cittadino continua. Tra 15 giorni nel segreto dell'urna gli elettori dovranno scegliere tra l'uscente Monica Barbiero, candidata del centro-sinistra, e Andrea Saccarola del centro-destra. La partita nella notte si è chiusa 34-40 a favore del secondo. Onestamente speravo nel ballottaggio sicuramente, ma non di superare la Barbiero con questa percentuale. Oggi guardiamo i dati, ragioniamo sulle cose e dopodiché vedremo cosa fare, no? 15 giorni sono pochi ma sono tanti, andremo a vedere che cosa riusciamo a fare, noi siamo ancora fiduciosi. Non ce l'hanno fatta Alessio Boscolo, Andrea Marchiori, Virginio Castellaro e Marco Zago, la cui eredità di consensi non potrà essere ignorata in vista del ballottaggio del 24 giugno. Alla domanda specifica e su eventuali apparentamenti entrambi i candidati rispondono così.
Io ancora non voglio parlare di questo perché c'è il tempo per ogni cosa. Oggi è il tempo di fare analisi, di vedere come dobbiamo lavorare, di incontrarci con i nostri gruppi, di continuare con forza per raggiungere l'obiettivo che non è ancora perso. Pensiamo di no. Questa sera ci ritroviamo tutte quante le 4 liste e ne parleremo. Noi siamo pronti a discutere e a parlarne, però al momento siamo orientati avanti da soli. Ci proveremo con 15 giorni, come dice la Lega, pancia a terra. Noi siamo pronti a tornare tra la gente, come abbiamo fatto in questa pre-campagna elettorale, e a parlare con i nostri cittadini. Sarà un sindaco cittadino, sottolinea il candidato del centrodestra, che nel programma si impegna tra l'altro sulla sicurezza e sul rilancio del commercio locale. Per la sindaca uscente in primo piano saranno il decoro, la riqualificazione del paese, la sistemazione del palazzo municipale e la sistematicità dei forum avviati per mantenere costante il dialogo con i cittadini. Il verdetto tra 15 giorni. Una vittoria nel segno della continuità, quella di Matteo Cappelletto a San Stino di Livenza. Il Partito Democratico regge a San Stino di Livenza, che riconferma con oltre il 40% il sindaco uscente Matteo Cappelletto, complice un centrodestra diviso e litigioso. Significa che è apprezzato il lavoro, è apprezzato l'impegno, quindi per noi è sicuramente un segno di riconoscimento per il lavoro fatto e comunque quindi un onore ancora più grande e un onere ancora più grande da portare avanti per i prossimi anni. Un risultato particolarmente significativo in un momento in cui politicamente tira un vento assai diverso. Il centro-sinistra sicuramente in questo momento non godeva dei favori del pronostico, noi pensiamo al centro-sinistra da San Stino, se vogliamo fare questo parallelo politico siamo attorno al 22-23%, essere arrivati al 40% significa che viene fatto pesare un po' il ruolo, il lavoro, l'impegno, la necessità che poi hanno le amministrazioni di lavorare con tutti, di lavorare nella maniera più positiva possibile. Dopo 5 anni difficili dal punto di vista del bilancio comunale inizia a vedersi qualche schiarita, valuta il sindaco. Il nostro impegno sarà massimo perché le nuove opportunità che si vedono all'orizzonte non vadano perdute. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di agevolare quei segnali di ripresa che si vedono, insomma, sperando che ovviamente lo Stato centrale lasci e liberi un po' le maglie agli enti locali, come insomma, è una richiesta un po' condivisa trasversalmente da tutte le forze, da tutte le amministrazioni, per cui il lavoro sarà quello di creare le condizioni perché si sfruttino questi segnali di ripresa. A Pianiga, ora dove il nuovo primo cittadino è Federico Calzavara, già vice sindaco dell'amministrazione uscente. Sono il nuovo sindaco di Pianiga, ringrazio tutti i cittadini che sono andati a votare ieri, ringrazio i consiglieri comunali che sono stati eletti con me e anche quelli non eletti che mi hanno sostenuto e anche alcuni consiglieri comunali uscenti che hanno fatto un passo indietro per appoggiare questa campagna elettorale senza mettersi in prima persona. Ringrazio anche i 2 candidati Zanetti e Mescalchin, perché comunque oggi impegnarsi per il bene comune è difficile. Una veloce cerimonia di insediamento alle scuole medie e poi subito in municipio, dove peraltro ha trascorso già 5 anni nel ruolo di vice dell'uscente Massimo Calzavara. Federico Calzavara è il nuovo sindaco di Pianiga con il 68,45% delle preferenze espresse dagli oltre 5.000 elettori su 9.988 aventi diritto. Un'amministrazione nuova ma nel segno della continuità. Siamo nel segno della continuità, però abbiamo anche tante idee nuove per continuare a far crescere i nostri paesi. C'è tanto lavoro da fare, la programmazione degli interventi è condizionata dall'emergenza creata dal devastante tornado di 3 anni fa. C'è la ricostruzione dello stadio di Cazzago che era stato distrutto 3 anni fa dal tornado e che è in fase di progettazione. Lo progetteremo insieme alla società di calcio e ai cittadini di Cazzago per cercare di dare un simbolo anche forte di rinascita a Cazzago dopo il tornado. In programma la realizzazione della doppia rotatoria a Cazzago per attenuare il problema del congestionamento del traffico e la messa in sicurezza degli incroci del graticolato romano, a partire da quelli spesso teatro di incidenti stradali. Quindi sono pericolosi e vanno messi in sicurezza con rotatorie o dossi e come ultima scelta, se non riusciremo a fare quello, con dei semafori. Chiudiamo quindi questa ampia pagina dedicata alle elezioni amministrative e proseguiamo con la cronaca. Oltre 1000 in corteo ieri a Venezia contro la trasformazione della città in parco giochi ed il sindaco Brugnaro attacca pochi venuti da fuori. Andiamo avanti con le nostre idee, vediamo.
Stop alle navi in laguna, ma anche ai tornelli, ai nuovi alberghi a Mestre, a quello che il migliaio di manifestanti in marcia domenica tra Piazzale Roma e Campo Manin definiscono lo sfruttamento e la mercificazione della città. Oggi migliaia di persone hanno detto che non ci stanno a vivere in un Luna Park. Si è partito dal problema delle navi, che ovviamente devono stare fuori dalla laguna di Venezia, ma si è affrontato anche il resto delle tematiche che opprimono questa città, dal turismo di massa ai bed and breakfast, a Airbnb svenduti da questa amministrazione per 3 euro al giorno, alla famigerata questione dei tornelli. Sono tutti segnali, sono tutti simboli di come Brugnaro intende Venezia, come un grande parco a tema in cui sono benvenute le grandi navi, ma in cui sono malvisti i residenti e i veneziani. Blindata Cafarsetti, annunciata come obiettivo della manifestazione ma fuori dal percorso autorizzato. Il Comune è rimasto il bersaglio solo simbolico di una protesta che si è svolta in modo assolutamente pacifico, senza creare alcun problema di ordine pubblico. Siamo qua oggi perché abbiamo un'idea diversa di città, perché vogliamo che ci sia più attenzione verso i residenti e che anche comunque i turisti possano essere accolti in modo dignitoso e che questo sia sostenibile con una città che è ancora viva. Tra i sostenitori anche la Municipalità di Venezia, il cui presidente Giovanni Martini ha invocato il divieto d'accesso per le navi da crociera in laguna. Quella dei posti di lavoro, sostiene, è solo una scusa. Quando si dice non possiamo farlo perché altrimenti si perdono posti di lavoro, si lavora anche fuori, si lavora anche un po' più lontano, non serve mica lavorare sotto casa, anche perché molti di voi credo che non abbiano il lavoro sotto casa. Laconico il commento del sindaco Luigi Brugnaro, che in un tweet si rivolge direttamente ai manifestanti. Siete poche centinaia di persone, di cui tante arrivate da fuori, attacca. Grazie perché dimostrate quanto importante sia la nostra amministrazione per questa città. Avete tenuto il comune per anni sotto il ricatto delle vostre manifestazioni, noi la pensiamo diversamente. Cronaca, 4 chilometri di coda questa mattina in tangenziale a Mestre per un incidente tra gli svincoli di Miranese e Castellana. Code fino a 4 chilometri si sono formate stamani sulla tangenziale di Mestre a causa di un incidente che ha coinvolto un furgone poco dopo le 8:30 in direzione Trieste tra gli svincoli Miranese e Castellana. Il mezzo è rimasto di traverso occupando la corsia centrale e quella di sorpasso. Ferito in modo lieve il conducente che ha perso il controllo del mezzo finito contro il guardrail. La squadra dei pompieri di Mestre ha messo in sicurezza il furgone mentre il conducente è stato preso in cura dal personale del SUAM 118. Polizia stradale e personale ausiliario della CAV hanno lavorato i primi per i rilievi, i secondi coordinati dal centro operativo di Mestre della società per regolare il traffico particolarmente intenso a quell'ora. I disagi si sono protratti fino oltre le 10. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri TG, ancora una simulazione d'emergenza a Porto Marghera. Domani dalle 10 alla Versalis sarà ipotizzata una perdita di Virgin Nafta da una tubazione di collegamento tra il Parco Generale Serbatoi e l'impianto cracking. La simulazione, che non avrà impatto sulle aree esterne dello stabilimento, vedrà il coinvolgimento dei vigili del fuoco di Venezia e l'attivazione dei sistemi d'allarme di comunicazione, sirene ed altoparlanti interni all'area industriale. La simulazione rientra nei piani di addestramento del personale. Ed ora andiamo a Mirano, una gara di solidarietà sul web per aiutare Massimiliano, un giovane molto conosciuto a Mirano che passa le sue giornate suonando e cantando in centro città. Sabato un malintenzionato gli ha rubato non solo la chitarra ma anche le medicine e gli indumenti. Al giovane non è rimasto altro che scrivere su un foglio la sua disavventura, stigmatizzando il gesto vile. Il suo dispiacere è stato immediatamente catapultato dai coetanei sulla pagina Facebook Sei di Mirano Se, assieme al lancio di una colletta per aiutare il giovane a ricomprare la chitarra.
Ma proprio quando la solidarietà stava per essere concretizzata è giunto l'annuncio del dono volontario di una giovane. Max così ha avuto di nuovo la sua chitarra e la solidarietà a Milano ha dimostrato di poter essere veloce e concreta. Ed ora diamo un'occhiata, uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo, subito dopo un servizio relativo al Venezia Calcio e all'addio di Pippo Inzaghi. Ben ritrovati al meteo. Nuova perturbazione atlantica sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di martedì 12 giugno. Sul Veneto il tempo sarà spiccatamente instabile, sin dal mattino locali rovesci o temporali possibili un po' su tutti i settori della nostra regione, alternati comunque ad ampie pause soleggiate. Generale miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi col passare delle ore deciso peggioramento con qualche rovescio possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Migliorerà in nottata. Temperature minime comprese tra 20 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 32 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Tutto sole al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti ovunque. Anche in questo caso migliorerà ovunque entro la serata. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 18 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 25 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Ed ora lo sport, calcio, spente le speranze di arrivare nella massima serie per il Venezia, è tempo di voltare pagina. Oggi pomeriggio l'annuncio dell'addio del mister Pippo Inzaghi. Ore 1:30, i Fioi sbarcano al Marco Polo e ad accoglierli c'è il calore strepitoso dei tifosi. Cori da stadio per il presidente Tacopina, braccia e mani che si allungano per un saluto a chi si è prodigato anima e cuore per il rilancio del Venezia. La scena si ripete quando dai varchi esce il mister Super Pippo Inzaghi che questo pomeriggio, alla naturale scadenza del contratto, ha annunciato la chiusura di un capitolo stupendo. A me quello interessava, di poter lavorare come piace a me. Qui oggi penso che si chiuda una storia stupenda. Penso che più di così insieme non si possa ottenere sinceramente. Pippo Inzaghi lascia il Venezia che ha trascinato dalla Lega Pro alla Serie B fino al rush finale per la promozione in A, svanita ieri al Barbera di Palermo per un'autorete del difensore dei Lagunari Domizzi. Pippo Inzaghi is a living legend in Italian football. Pippo Inzaghi è una leggenda vivente nel mondo del calcio italiano. And Pippo is forever a very important part of the modern history of Venezia Football Club. E Pippo sarà per sempre una parte molto importante della storia moderna, recente della Venezia Football Club. Ha avuto l'umiltà e il coraggio di scendere di categoria e di avvicinarsi al nostro club, ha lavorato con grande dedizione ed è tempo per lui di una grande avventura in Serie A. Così il presidente Tacopina ha ufficializzato l'addio di Pippo Inzaghi, non senza un lungo abbraccio offerto davanti a fotografi e telecamere e ai tifosi che hanno seguito la conferenza stampa trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del club. Un ringraziamento maggiore va ai miei giocatori. I miei giocatori meritavano la Serie A, io non so se andrò in Serie A, loro l'avrebbero meritata. E poi, dopo il ringraziamento allo staff, quello ai tifosi. I tifosi mi hanno emozionato dal primo giorno, mi hanno fatto sentire a casa, mi sono sempre stati vicino, ci hanno sempre dato una grande mano e penso che il gesto di ieri sera
che hanno fatto il nostro Rio da Palermo valga più di 1000 parole. E la politica sarà ancora la protagonista della nostra prima serata, subito dopo i TG con 20:10 e poi ancora con Ring a partire dalle 21:15, dopo quindi la lunga maratona notturna proseguita poi per tutta la mattinata. Ritorniamo questa sera come sempre dalle 21:15 in diretta, analisi, interviste, collegamenti per sviscerare un po' tutti i risultati e gli aspetti di questa tornata di elezioni amministrative che, lo ricordiamo, in Veneto ha interessato 2 comuni capoluogo, quello di Treviso e quello di Vicenza. È tutto dunque per questa edizione, vi lascio come sempre alla nostra sigla di chiusura, arrivederci.